Sindaco Pizzoli, quarto galà del Festa del Riso, 13ª edizione. Quanto può servire questo tipo di manifestazioni per portare un'altra eccellenza nel suo territorio? Questa è una manifestazione che devo dire, se avevamo anche altri 200 posti, ne avevamo fatti altri 200, però naturalmente la portata dei nostri ristoratori è questa per questo evento, quindi è giusto così. È un veicolo sicuramente di promozione, c'è gente che viene insomma anche da fuori regione, quindi insomma credo che sia un piacere per noi usare questo veicolo promozionale nel modo più opportuno, valorizzando anche le corti e le frazioni nostre. Ecco, per questo galà ancora una volta sinergia tra tutti i ristoranti. Di solito si dice che ogni commerciante naviga da solo, invece qua siete riusciti a coprire questa serata con tanti ristoranti. Sì, credo che la manifestazione sia proprio incarna, perché poi durante le serate della festa ci sono anche i nostri comitati frazionali, le nostre associazioni, quindi l'unione fa la forza, il veicolo promozionale anche attraverso appunto questa unione di intenti credo che sia fondamentale. Il vostro è il riso più buono d'Italia? Chiaramente sì, è il riso Canaroli del Delta del Po, è unico per le sue proprietà ed è il più buono d'Italia. D'altra parte insomma sai che Porto Tolle sono le eccellenze. E quando un super marchio solo di Porto Tolle del riso? Questa è una bella sfida, però innanzitutto credo che sia giusto fare questa rete del Delta del Po che è fondamentale, solo in rete, in sinergia si cresce. Onorevole Conte, ormai una cittadina del Polesine, lei ha fatto moltissimo per la pesca nel nostro territorio, oggi è per la festa del riso. Quanto vuole bene questo territorio? Io voglio benissimo questo territorio, sono felice. Io oggi arrivo direttamente da Strasburgo, ho preso la macchina e sono arrivata qui direttamente al Galà del Riso, che è una delle nostre eccellenze italiane che deve essere promossa, valorizzata nel nostro territorio, ma anche all'estero, anche se sappiamo benissimo che l'Italia è uno dei paesi europei che esporta di più, per cui è già riconosciuta. Però questi eventi, queste feste lo vanno a valorizzare ulteriormente ed è importante perché crea sinergie anche tra le varie comunità e nel nostro territorio. Io sono in commissione pesca, come sapete bene, ma sono anche in commissione agricoltura e mi sono occupata di riso sia nel periodo della pandemia che nel periodo in cui c'era quella concorrenza sleale con Myanmar, dove la concorrenza era evidente perché loro sfruttavano i dipendenti, i lavoratori e riuscivano quindi ad avere una produzione a un costo molto più basso e entravano nel mercato a differenza nostra in modo molto più facile, senza poi osservare le nostre regole, la nostra qualità. Per cui dobbiamo sempre avere gli occhi su quella che è la nostra eccellenza, perché la denigrano perché ce la vogliono copiare e questo è il vero problema, ma noi teniamo duro e andiamo sempre avanti. A Bruxelles è da sola o c'è una sinergia anche con gli altri partiti, non solo la Lega, per salvaguardare il nostro Made in Italy? Allora, devo dire la verità, nei primi anni assolutamente no, io ho predicato mettiamoci la maglia della nazionale nei primi 3 anni. Tanto che il giornale Il Politico mi ha valutato come quella tra 705 deputati, la quinta che costruiva più ponti, più relazioni, perché secondo me in Europa lo scopo è quello di portare a casa per poi eventualmente qua discutere. Nell'ultimo periodo stiamo lavorando abbastanza in sinergia, è stato capito questo concetto perché hanno visto che gli altri stati, a differenza di noi, riescono a fare squadra e quindi in questo momento in Italia litighiamo, ma là riusciamo abbastanza a portare a casa risultati per il nostro territorio.